Coffee Show Latte Art è una manifestazione che serve anche per valorizzare il territorio. Valorizzare il territorio non significa soltanto valorizzarne i prodotti, ma valorizzarne le persone. Questo l'associazione Astrea lo fa ogni giorno. Sì, grazie. Noi siamo qui presenti, ci è stata data questa opportunità di portare quello che è l'operato dei nostri volontari. Abbiamo una bancarella solidale, togliendo le spese i volontari devolvono in beneficenza quello che si fa. La nostra associazione è un'associazione che si occupa di aiutare le persone che hanno più bisogno, con raccolte alimentari, raccolte indumenti, raccolta tappi. E poi abbiamo lanciato anche l'iniziativa del caffè sospeso e il pane in attesa, che è la possibilità di lasciare pagato un caffè o un pane per chi ha più bisogno, e speriamo che questa iniziativa venga raccolta in città e non solo. Già da quando è uscito l'articolo della nostra iniziativa altre due città della Sicilia hanno sposato questa iniziativa, ne siamo contentissimi. Questa è una città che, come tante altre, ha bisogno di voglia di fare, ma ha bisogno anche che tutto questo poi diventi azioni piccole magari, ma concrete. Sì, sono azioni piccole che però nel territorio danno quel sostegno a delle persone che magari sono scoraggiate, è un aiuto, e quello che cerchiamo di fare è questo, aiutare chi ha più bisogno.